prima di vedere il raggio di vivo, vorrei iniziare questa celebrazione invocando innanzitutto sulla nostra cittadinanza la benedizione del Signore, la pace soprattutto. Vogliamo iniziare questa settimana santa deponendo ai piedi della croce di Cristo tutto ciò che ci separa gli uni dagli altri, riguardo ai gruppi parrocchiali, alle istituzioni politiche e sociali. Tante volte e spesso ci mangiamo l'uno con l'altro, ci dividiamo, aspettiamo che l'altro cada per gioire della sua caduta. Ecco, oggi la settimana santa deve spingerci, e anche le parole del Papa che ci hanno fatto riflettere, che il potere è servizio e chi ha il potere deve esercitarlo con amore e con servizio. Ma ciascuno di noi non deve guardare solamente ai grandi e ai potenti, a chi esercita una missione o potere. Ciascuno di noi, dal più piccolo al più grande, deve convertire il proprio cuore. Se vogliamo crescere, se vogliamo andare avanti come comunità, se vogliamo non essere il biasimo delle altre comunità vicine, ma essere il modello, essere visti anche con un po' di santa invidia, dobbiamo capire che l'unica strada è quella di abbassare le armi, è quella di cedere le armi dell'odio, del pettegolezzo, della critica, è quella di iniziare a guardare il fratello soprattutto con amore, anche se costa, anche se è difficile, e iniziare soprattutto a farlo partendo da noi stessi, senza aspettare e dire se non lo fa lui allora me lo faccio io. Impariamo noi stessi, a cominciare da me stesso, ciascuno di noi, con questo gesto di benedizione delle palme, deve comprendere che questo gesto non serve a niente. Non è un portafortuna la palma benedetta, non lo è mai. E permettetemi, ancora una volta qualcuno forse mi criticherà, qualcuno forse non ascolterà, ma io devo dire, io che benedico, che vengo perché la palma sia benedetta, ma nel mio cuore ho l'odio verso il fratello, verso i miei familiari, verso gli altri. Quella palma benedetta per me è diventata maledizione. E ve lo posso assicurare, io non posso farci niente, posso solamente alzare la mano e buttare un po' di acqua benedetta. Ma la palma, la benedizione, non giungerà a chi vuole vivere la palma benedetta solamente come un gesto di portafortuna. La possiamo mettere sul terrazzo, la possiamo portare ai nostri morti, la possiamo dare solamente alle persone che ci fanno comodo. No, non è benedizione. Sono molto duro, lo so, ma lo faccio per amore, perché amo questo paese, lo amo più della mia stessa vita e voglio che davvero questo paese risorga in un servizio verso il fratello. Impariamo a dare noi stessi, lottiamo per il bene, per la giustizia, per la verità, e soprattutto impariamo a servirci gli uni gli altri, a lavarci i piedi gli uni gli altri. Quel gesto che faremo giovedì santo non sia un gesto coreografico, ma sia l'inizio di un cammino fatto insieme. Per quanto mi riguarda lotterò perché questa comunità sia una comunità di amore, di servizio, dove ognuno parte per primo per aiutare l'altro. Ed è per questo che pregheremo in questo momento, in silenzio, prima di benedire le palme, ognuno per se stesso e anche per gli altri. Signore Gesù, ai piedi della tua croce, tu che ci hai insegnato ad amare veramente, facendoci comprendere che si regna dalla croce, si regna nel servizio, insegnaci ad amare gli altri e insegnaci soprattutto a vivere come un'unica famiglia. E ora, prima di benedire le palme, vi voglio ricordare che la benedizione arriva, anche se in olivo non si bagna di acqua, anche se chi sta lontano, il Signore guarda il cuore, e guardando il cuore benedice.
Quindi non c'è bisogno di alzare i rami fino al cielo, tanto non preoccupatevi, arriva lo stesso l'acqua, tranquilli, anche se qualcuno non mi ascolterà, sarà lo stesso, ma comunque non è visto, c'è bisogno di alzarli, l'acqua arriverà comunque. Dio onnipotente ed eterno, benedici questi rami di ulivo e concedi a noi come fedeli che accompagniamo i esultanti di Cristo, il nostro Re e Signore, di giungere con lui alla Gerusalemme del cielo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù camminava davanti a tutti verso Gerusalemme. Quando fu vicino a Betfage e a Betania, presso il monte degli Ulivi, inviò due discepoli dicendo: andate nel villaggio di fronte, entrando troverete un puledro legato, sul quale non è mai salito nessuno. Svegliatelo e conducetelo qui. E se qualcuno vi domanda perché lo studiate, risponderete così: il Signore ne ha bisogno. Gli inviati andarono e trovarono come avevano detto. Mentre spiegavano il puledro, i proprietari dissero loro: perché spiegate il puledro? Essi risposero: il Signore ne ha bisogno. Lo condussero allora da Gesù e gettati i loro mantelli sul puledro vi fecero salire Gesù. Mentre egli avanzava, stendevano i loro mantelli sulla strada. Era ormai vicino alla discesa del monte degli Ulivi. Quando tutta la folla di discepoli, pieni di gioia, cominciò a lodare Dio a gran voce per tutti i prodigi che avevano veduto, dicendo: benedetto è colui che viene nel nome del Signore, pace in cielo e gloria nel più alto cielo. Alcuni farisei tra la folla gli dissero: Maestro, rimprovera i tuoi discepoli. Ma egli rispose: io vi dico che se questi taceranno, grideranno le pietre. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Invitiamo, fratelli carissimi, le folle di Gerusalemme che acclamavano Gesù, Re e Signore, e ammiriamoci in pace. Ora seguiremo la processione. Avanti andranno i ministranti che toglieranno la via, poi tutti quanti insieme con i bambini. Una cortesia vi chiedo. La processione termina in chiesa, o meglio fuori dalla chiesa. Accompagniamo ora i discepoli Gesù fino alle porte della chiesa e poi possiamo scegliere la via. Quindi ci avvieremo i ministranti vanno avanti con la croce, poi verrà il popolo che inclina la confraternita davanti a sacerdote.